Un giorno importante, siamo qui per testimoniare come il governo regionale sia attentissimo alle esigenze di una vita quotidiana normale nell'Agrigentino ma anche nella Sicilia. La dispersione delle reti idriche è una delle cause delle siccità che non possiamo più tollerare, è un fatto inqualificabile perché abbassa la qualità della vita alla quale hanno diritto i cittadini siciliani. E quindi iniziamo i lavori per finirli entro un anno e mezzo, per dare ad Agrigento una nuova rete idrica assieme ai dissalatori che abbiamo già in previsione a Porto Empedocle che verranno realizzati entro l'estate, e un piano di interventi complessivi di contrasto alla siccità, perché è cambiato l'ecosistema, ma questo cambiamento ecosistema ci sta consentendo anche di affrontare in maniera strutturale e strategica le annose vicende della mancata afflusso d'acqua, per esempio ad Agrigento, dove storicamente è un fatto più che notorio che più del 50% dell'acqua immessa nella rete idrica venga dispersa. Sono episodi che non possiamo più tollerare, non vogliamo tollerare. Abbiamo investito 30 milioni di risorse, abbiamo previsto altri milioni per 17 interventi con 70 milioni per altre reti idriche. Cioè, stiamo affrontando il tema delle reti idriche non soltanto ad Agrigento ma nel comparto siciliano, perché non esiste solo Agrigento che ha questi problemi. La strategia è questa, quella di lavorare sui dissalatori da un lato, quindi a nuova acqua potabile, ed evitare la dispersione dell'acqua che abbiamo.